Guardatele, ma non toccatele. Un avvertimento. Ma ho anch'io un avvertimento. Questo è un film, speriamo, comico, perciò fatti e personaggi sono assolutamente irreali. E certo che se nei campi d'aviazione italiani accadesse ciò che accade in questa avventura musicale, vi dirò che forse invece di fare l'attore avrei fatto l'aviere anch'io. O forse no. Ah, nel film Vianello è un mio superiore esclusivamente perché è più alto di me. Nient'altro. Ah no, dimenticavo. Divertitevi, eh? Che cosa c'è? Cosa vuole? No, dico, se dovessero fare un bando per la banda più stonata di tutta l'aeronautica, il primo posto non ve lo toglie nessuno, è vero? E si dico che a te le orecchie non ti mancano, ah? Ma come si permette? Mi permetto, perché domani dobbiamo fare bella figura con i piloti, capito? Mica come l'ultima volta con lo Stormo che è andato tutto a donne perdute e hanno vinto con 140 punti di vantaggio. Lavare l'onta, su, fare un bel bucato, ragazzi. Sì, ma qui sopra chi comanda? Io comando, io sono il maresciallo di governo e tu sei un semplice aviere. No. Dicevo, il comandante. Il signor comandante, si capisce, quello tiene per lo Stormo, fa il sabotaggio, capirai, è pilota. Guardi che il signor comandante... Il signor comandante comanda il campo, perché non avrebbe fatto dirigere a te l'orchestra se se ne intendesse di musica. Quello è stonato, capisci, stonato come un batacchion. E cosa sarebbe questo batacchion? Batacchion sarebbe, vero, quel batacchio che c'è nella campana, quello che tira il campanaro. Mi scusi, signor comandante, sa, non l'avevo sentito arrivare, sono un po' duro d'orecchio. Un po' stonato, io sono come dire... Un batacchion. Ecco, bravo, batacchion. Adesso vi sistemo io. Dammi lo stuzzicadenti tu. Dico, vuoi aspettare il mio comando, sì o no, eh? Una lancia in fa, una lancia in fa, una lancia in fa. Ma dico, cosa mi combina questo qua, questo piffero? Ma che piffero, un ottavino. Ah, ottavino, quartino, per me è sempre un piffero. Paniconi, in piedi. Dammi il fa. Quello non è un fa, quello è un fi. Il fa. Ancora. Libera uscita, andate, lavativi. Voglio ridere domani sera allo spettacolo. Ma guardate che io vi mando i lavori forzati, vi mando. Capito? Ai lavori forzati. E tu allenati con sto piffero. Buone le caramelle, eh? Che caramelle? Tranquillanti. Contro il logorio della naia moderna. Un'avventura? Sì, una signora bella, sai, io ci so fare. Tu c'hai i mezzi. Sì, i mezzi di persuasione. No, tu c'hai la macchina. Che scalogna, ho fatto di tutto per entrare in aviazione e chi mi va a capitare? Una ragazza che si chiama Marina. È grossa come una barca e indovinate un po' dove abita? In via Andrea Doria. Dobbiamo ridere? Ragazzi, il maresciallo. Attenti! La camerata della fureria deve essere pulita, linda, come un gabinetto. Lasciare questo posto come vorrete trovarlo, chiaro? Distinguersi, evolversi, altrimenti rimarrete per tutta la vita dei piombini. Ma scusi, signor maresciallo, cosa vuol dire piombini? Sei l'unico in tutta l'aviazione che non lo sappia. Piombini sono quelli come te che non volano e che non voleranno mai. Lei ha volato, signor maresciallo, ha volato? Scarpe sporche, tu non esci. Capelli lunghi, sei consegnato. La tua idiosia è soltanto superata dalla tua bellezza. E questa è la maniera di stare su attenti. Aspetto marziale. Aspetto marziale. Questo marziale che aspetta chi è? Questo è... Analfabeta sei. Analfabeta. Aspetto marziale vuol dire facci dentro, consegnato che tu. Non è possibile. Perché non è possibile? Perché sono già stato consegnato. E io ti riconsegno un'altra volta. Ma allora io come faccio a divertirmi? Te lo dico io come fai a divertirti. Col piffero, te lo suoni tutto il giorno. Ricordatevi che oggi è di Pichetto il tenente Altieri. Chi è questo signore? Uno nuovo. Ha un osso duro ma è in gamba. Appena uscito dall'accademia è andato a fare la scuola di perfezionamento in America. Quello vi farà saltare come dei bazooka. Vieni qui tu, abbottonati.
Ehi, tu che non sai cos'è un piombino, sai cos'è un bel caffè ristretto? Servilo allora. Oh, Capuana, come mai non sei andato in libera uscita? Avevo un poco da fare, esco subito, devo dare le consegne a lui che è nuovo. Fai vedere un pochino il registro qua? Sì. No, dico, come mai c'è sempre un consumo maggiore di marmellata, parmigiano e cioccolato? No, dico, strano, è vero, perché il rancio è abbondante, eh? La gioventù, maresciallo, la gioventù ha bisogno di calorie. Ma se siamo in estate? Caffè pronto, maresciallo? Ehi, te piuttosto, non c'hai mica un profumino al bacio? Per vostra moglie? Ma che mia moglie, cretino? Mia moglie, ringraziando il Dio, è andata a Imola da sua madre, che sempre ringraziando il Dio è ammalata, è vero? Mi servirebbe un profumino per una, come dire, una bolscevica, una rossa. Ah, so io quello che ci vuole. Ancora? No, grazie, lo preferisco amaro. Louis de Paris, eh? Che cosa sente? Formaggio parmigiano? No, quello è Louis de Paris, 1000 lire. 1000 lire? Maresciallo, questa è una notte a Parigi, mica mezz'ora a Civitavecchia. Sarà? C'hai 10.000 lire da cambiare? Sì. Ecco, lo sapevo. Gli spiccioli si trovano, sono le 10.000 lire intere che scarseggiano, è vero? Maresciallo, la vuole il tenente Altieri. È buono quello. Schifoso questo. La 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 la. La 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 la. Una marcia in fa, una marcia in fa, una marcia in fa maggior, una marcia per favor, per la figlia dell'amor. Chi la canterà, chi la suonerà sarà socio fondatore e il diploma avrà della società degli amici dell'amor. Su, 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 cantiamo in cor con potente ardor. Caspita, che filatino! Ah, lei c'ha un ugola d'oro, signor tenente. No, dico, se lo lasci dire da me che di musica non me ne intendo, ma che modestamente, insomma, dico, sono un po' orecchiante. Ah. Manco male che lei domani sera non può partecipare allo spettacolo, altrimenti per noi altri piombini sarebbero dolori. Ah. Basta. Non ho chiamato un critico musicale, ma il maresciallo di governo la notte. Signor sì, signor tenente, i suoi ordini. Bella. Ostaria, che tocco di ragazza. Mi scusi, signor tenente, ma è veramente eccezionale. È bella, gamba lunga, cossia sviluppata. Forse un po' scarsa di petto, ma bella, bella, non c'è che dire. E la sua fidanzata? Senta la notte, io cercavo lei per un consiglio. E c'è cascato proprio bene, perché come dice il proverbio, la notte, che sarei poi io, porta consiglio. Ah. Buona, no? No. Come vede sto per trasferirmi, ho preso un appartamentino a Residence Palace e mi servirebbe un attendente. Lei chi mi consiglia? Ecco, bravo. Cioè, chi mi propone? Deve saper far di cucinare bene. Mangio alla mensa. Ho capito. Allora ci abbiamo Brandolin, friulano, bravo ragazzo, rifinito, proprio lucidatore di scarpe formidabile. C'ha solo un difetto, ha un po' ciacolon. Sì, dico, parla un po' troppo, ecco. No, preferisco uno che non parli molto. Allora ce l'ho, Adolfo Paniconi, quello è muto come un pesce. Non lo conosco. Lo conoscerà. Glielo mando domani, perché oggi deve studiare. Studiare? Il piffero. Che c'è? Le sigarette. Mannaggia, mai svegliato. Stavo sognando le girl. Le che? Le ballerine della rivista di rapporto, quelle inglesi alte e bionde, le Blue Bell. Pensa che ce n'avevo perfino una tra le braccia. E tu? La vuoi piantare? Basta! Ma io devo studiare lo piff. Vattene a studiare da un'altra parte, vai. Sto scocciatore. Meno male che non studio al trombone. Beh, vuoi un passaggio? No, grazie, c'è il mio mezzo. Ah, e senti, allora, ci vediamo alla tua pensione. Sì. Mi raccomando, i fiori, il salottino, il pollo e lo champagne. Stai tranquillo. Tu quando impari a cucinare è sempre tardi. Se non aiuto io, la pensione mi da golfo non va avanti. La notte saremo io, mi spinge ad amar. Nuit de Paris, ed anche la notte lo sa, la bolscevica qui arriverà. E mentre baciata da me s'arrende. Cosa ti gade guardarmi in quella maniera? Avvoltoio, ma questa volta non sarò la tua preda. Si può folleggiar, amoreggiar, se la metà non c'è. Zan, consegnare anche a te. Ricevuto, passo.
Pronto, qui torre di controllo a comando. Aereo da trasporto americano con 24 militari a bordo al motore in avaria. Sarà sul campo fra 10 minuti circa e tenterà un atterraggio di fortuna. Pregasi preparare alloggi. Chiama l'antincendio. Misura di emergenza. Ho fatto sgomberare la pista numero 3. Il maresciallo Lanotte chiede il permesso di protrarre la libera uscita fino alle ore 24. Il maresciallo Lanotte non ottiene il permesso e rimane a disposizione in aeroporto. Ma io... Sono in arrivo 24 militari americani. Bisogna ospitarli qui fin tanto che non sarà riparato il loro aereo. Bisogna trattarli bene, fraternizzare. Preparato un nuovo alloggio. Permette, comandante? Prego. Ma dove li mettiamo, signor comandante? Il maresciallo di governo è responsabile degli alloggiamenti. Chi è il maresciallo di governo? Io, signor comandante. E allora li sistemi nella camerata del suo plotone. Ma io veramente... Gli ordini non si discutono, solo chi sa obbedire sa comandare. Glielo dico io la notte che ho comandato tante squadriglie. Quando ero alla baracca... D'accordo, signor comandante, avere un conto è una baracca, è un conto e mettere sottosopra una palazzina di 2 piani. Ma cosa ha capito? La baracca, la squadriglia a reazione Francesco Baracca. Su, vada, esegua gli ordini. Va bene, signor comandante. La notte. Signor sì? Cos'è questo puzzo? Ah, Nuit de Paris numero 5, signor comandante. Si vergogni, io alla sua età mi profumavo con l'olio dei motori. Punto di gomito! Qui si giocherella, qui ci si trastulla, è vero? E soprattutto non si ubbidisce. E ricordatevi che per saper comandare bisogna saper ubbidire. Chiaro? Su, avanti, muoviti, pelandrone. Maresciallo, ma questa roba dove la dobbiamo portare? Te l'ho già detto 1 milione di volte, al piano di sopra. Ma sopra c'è il magazzino attrezzi. E lì ti attrezzi per dormire. La notte? Per dormire la notte, sì. Cosa vuoi dormire di giorno tu? Su, dai. Ma è lei il maresciallo Lanotte? Ah, dico, allora si vuole sfottere qua, vero? No, dico, si vuole sfottere. Tutto il campo d'aviazione sa chi è il maresciallo Lanotte. Io non so, mi hanno mandato ieri qui a Napoli. Avanti, parla. E non conosco Parla, nessuno. parla. Maresciallo, è venuta una signora giù al corpo di guardia. Ah, sì? Cercava di lei. Ah. Voleva le chiavi del suo appartamento. E tu cosa hai fatto? Ah, non glielo mica date io. Non glieli date? No, non la conosco, io non... Lo sai cosa sei tu? Un bietolone, vai via, cosa mai combinato. Vai. Tu ragazzi, voglio una camerata pulita, linda, come un gabinetto. Irma! Mogliettina, scricchiolo mio. Bentornata, come va? Grazie, bene. Sono tornata con una bella notizia. Ah, sì, e quale? La mia mammina... È morta. Oh, sei pazzo? È guarita. Ah, sono proprio contento, la poveretta se lo merita, Non vero? mica far l'ipocrita, sai. Senti, ma cos'è la sta novità che adesso non mi si consegnano più le chiavi dell'appartamento? Cosa, non stanno consegnato le chiavi? Ha fatto Andiamo, subito chiappa sulla un'inchiesta. valigia della casa, cammina. Ma non posso, sono qui in servizio di E emergenza. questo non è un servizio d'emergenza, non sto mica a far tante storie, sai, cammina, chiappa le valigie della casa. Scricchiolo, Ma... ti prego, siamo al corpo di guardia. Oh, porta sempre al corpo di Javiere, guardia. muoviti, prendi queste valigie, andiamo. Speriamo che tutto vada bene. Il raggio è difficile. Mi dispiace, comandante, ma ho avuto difficoltà con il motore. È successo qualcosa di grave? Niente di grave. Thanks for the hospitality.
water closet da quella parte. No, no, water closet. Bar, drink. Ah, il bar è di là. Thanks a lot. Riposo. E lui cerca il bar perché se sta fermo 5 ore, beve 5 whisky. Un whisky ogni ora. Dove vai? Campo di corsa, arrivano gli americani. Siete per i tuoi sporchi affari, faresti arrivare anche i turchi, i persiani, i tedeschi, i russi, sai che ti dico? Ma se ti dico che ti ho detto la verità, andiamo. La verità, non divagare, sai. Cos'è là quella boccetta? Ah, niente, un regaletto, un presente per te. Ti ho comprato questo profumo Nuit de Paris numero 5. Per rosse. Ma no, per brune. E tu come sei? Bruna, no? E allora per brune. E la mia fotos? Dico, la mia fotos, dove è andata a finire che non la vedo? Eppure ho ben 2 occhi per guardare, eh? Un altro pensierino delicato per te. Ho pensato che sul tavolo si poteva rompere e allora l'ho messo in un cassetto. Andiamo, dai. Hai messo la fotos nel cassettino per non farla rompere? Guardiamo un po'. Ah, sciagurate, iconoclasta! Ecco quello che sei. Anche questa storia di americani non l'hai capita, sai che è tutta una balla, tutto un piano diabolico per darti la pasta gioia alla bella faccia di tua moglie. Sì, ma quale bella faccia? Andiamo, dai, io ti giuro. Tu cosa giuri? Li conosco bene i tuoi giuramenti, sai. Adesso credo solo a quel che vedo. Va là, va là. No, ecco, brava. Dove vai? Al campo degli americani. No, da questi americani ti vengo anch'io. Ma no, non è possibile, non puoi entrare in una camerata, è proibito dal regolamento. Una camerata piena di uomini abbruttiti dal servizio militare che dopo ore e ore di volo sarebbero capaci di buttarsi, come dire, a pesce sulla prima donna che capita, così senza discriminare, anche su di te. Ah no, questo no. Ma questo sì. Ma un po' di rispetto per l'altro. Via! Fuori i militari! Tutti gli uomini vadano fuori di qui, presto! Beh, ho detto via! Beh, ma noi abbiamo avuto ordine di fraternizzare. Qui comando io, capitano Rebecca O'Connor. Uscite subito! Come on! Ecco, in mia camerata niente uomini. E soprattutto niente italiani. Ora potete mettervi in libero. Suonavo l'ubiffere, suonava. Allora sei sentimentale, come tutti gli italiani. Oh, come poverino, ti sei fatto male. Oh. Me ne dai un altro? Certo. Oh, ma che cosa fate? Cominciamo già con gli attentati alle mie ragazze. Ma questa non è più fraternizzazione. Voi, Casanova. L'orecchio no, fuori, via. Andiamo, cerca di ragionare, scricchiolo mio. Che figura mi fai fare? Mi puniranno. Ma vedrai come ti punisco io se non cammini. Paniconi, cosa fai così tutto bagnato? Stavo alla doccia. E fai la doccia vestito? Sei proprio cretino, sei? Di un po', gli americani sono a posto? A posto, a postissimo. Bene. Sarai convinta adesso, eh? Ah, quella è una tal faccia di imbecille che potrebbe essere benissimo il tuo complice. Avanti, bussa. Fai toc toc con la manina. Yeah, please. E questa sarebbe la voce di un uomo abbrutito? Dico, sarà Elvis Presley, anche lui è in servizio militare attivo? Oh, basta, sai, con tutte queste bolle mi hai finsegato, eh? Donne! Avranno cambiato sesso? Signor maresciallo, questa volta non l'ho mica mandata via. Chi? Una bella signora con i capelli rossi che mi ha detto che aveva un appuntamento con lei. Va. Irma, io non so proprio cosa dirti. Cos'è? La signora ritarda. E se non è arrivato fino adesso, non viene più. Ah, questo con me non capita, vedrai. Poi vedremo. E allora si mangia? E sarete serviti, un minuto di pazienza. Oh, è tutto pronto? Prontissimi, il salottino io l'ho preparato. Qui, tu non mi metterai in imbarazzo, eh? Non sarà mica una minorenne? Ma che? Le ragazzine non mi piacciono, sono inesperte. Questa è una signora sposata. Ah, allora è tutto regolare. ecco. Peppino, Peppi,
Poi i signori hanno ragione, no? Ah, qua se manco io. Scusate tanto. Abbiate pazienza. Oh, che imprudenza. Potrebbero averci visto. Ma no, non ci ha visto nessuno. Sicuro, è vero. Ho tanta paura. È la prima volta che mi trovo in una situazione simile. Senta come mi batte il cuore. Ma che è impazzito? Lo sento dalle spalle. Non mi lasci, guardi che strillo, stia fermo. Allora cosa è venuta a fare? Non certo per quello che pensa lei, sa. Io sono una donna onesta. Onesta ma, ahimè, innamorata. E lei mi ama. E come no? E allora se mi ama deve anche sapere aspettare e soffrire. Oh, che carino questo pollo arrosto. È un amore. È stato veramente molto caro. Sapeva che mi piaceva tanto, eh? Lei che cosa preferisce? Il petto o la coscia? Non ho preferenze. Mi piace tutto di lei. Sciocco, ma io parlavo del pollo. Non ho fame. Ma io sì. Ma io cosa devo fare? Mi fa compagnia, no? Mi racconti un po' di lei, così ci conosceremo meglio. È molto buono, sa? Non ne vuole un pezzettino? Tanto per assaggiare, è cotto proprio alla perfezione. Quanto costa? Subito. No, mettilo sul mio conto. Va bene. I'll pay it. Thanks very much. So long. Bye. Un altro, amico. Un altro. Ma il quarto? Non ti preoccupare, al massimo vedrai i Japanese. I giapponesi? Sì, ricordo una sua azione sul Pacifico, una storia di guerra. Una spremuta d'arancio e questa volta senza zucchero, vero? Sì. Giapponese. Volavo con mio Mustang contro giapponesi. 10-20 giapponesi sparavano su di me. Tutti i maledetti giapponesi sparavano su di me. Buttavo giù giapponesi. Mio Mustang in fuoco caduto in oceano. Maledetti giapponesi. Are you Japanese? I am di Vicenza. You are Japanese. Ma cosa fa? Japanese. Ma no, c'ho gli occhi a mandorla, ma sono di Vicenza sono. You are Japanese. No, strega, mi sporca tutto, sono di Vicenza. Ti americani, io non capisco. Oh, pardon. Ma cosa fa? Puzza di alcol come un carrettiere ubriaco. Chi? Io? Non si vergogna? Bella figura ci facciamo con i nostri amici americani. Appunto dico. Voi marescialli di governo vi distinguete sempre, vero? Dico, Romiro, la vuoi smettere di lavorare? Ma perché? Devi mica lavorare. Sì, ma col rallentatore, piano piano, non c'è fretta, no? Cosa? Ah, ma allora non hai capito niente. Se tu lavori, l'apparecchio si aggiusta e le ragazze, le girl, decollano. Non hai visto che bei pezzi di bombardieri che sono? Altro che. Ho vedevo una bionda con una fusoliera allungata, aerodinamica. Aveva 2 alettoni e un piano di coda. A me piacciono le bionde, ma le bionde naturali, come quella che ho visto. Era bionda come un bellissimo campo di grano. Ah, come vorrei atterrarci sopra. Scivolo d'ala, plano, plano, plano e traccata ci faccio l'atterraggio. Ehi, motorai, lavorare, cosa facciamo qui? Lavorare, lavorare, lavorare. Ma com'è? Avanti, lavorare. Muoversi. A che punto siamo? Secondo me finiamo domani a mezzogiorno. No, dico, qui bisogna scattare, qui bisogna volare, saltare, perché se non saltate voi, salto io, e se salto io, salta tutto il campo, chiaro? E lei è un campo minato? Sì, fino a che ci saranno quelle ragazze. Ricordatevi, mai mettere fuoco vicino alla dinamite, chiaro? O dico, se domani a mezzogiorno l'apparecchio non è pronto per partire, guardate che io vi accuso per sabotaggio, vi denuncio la FBI, Maresciallo, perché dice queste cose? Ma com'è? Che piace minga i don? Certo che mi piacciono, ma mi piacciono le nazionali, è vero, non le americane. Le americane fanno venire il mal di cuore. O dico, fate presto perché adesso fra poco suona la ritirata e ritornano i bruti. Il fuoco vicino alla dinamite, che con le sue lingue voraci divora. Oh, belle signorine, portoghesi, canadesi, inglesine, cinesine o peruviane. Oh, peruviane. Oh, belle signorine, americane. Se volete
vi aspettiamo a braccia aperte in Italia. Oh, uè, quelle ci stanno come ci stanno? Certo che ci stanno come? Oh peruviane, oh belle signorine, olandesi, giapponesi, francesine, tedeschine, americane. Americane. Oh Texas, my Texas, I go, 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 for making love in Texas, yeah. Oh belle signorine, su venite, vi aspettiamo a braccia aperte in Italia. Hai visto che hanno risposto? Oh, belle signorine. Andiamo. Su venite, vi aspettiamo a braccia aperte in Italia. Ehi, voi! No, dico, cosa sarebbe questa serenata da osteria qua? Ma dico, cosa aspettate andare in camerata, eh? Andate! Si vede niente. Beh, cosa fate qua, eh? È chiuso, maresciallo. E allora, maresciallo? Ma perché ci ha mandato su? Cosa credevate, cani da tartufo, che vi facevo entrare in quella camerata? Questa notte voi dormirete di sopra. Via, muoversi! E silenzio, che stanno dormendo le povere ragazze. Via! Muoversi, muoversi! Mi scusi tanto, volevo soltanto vedere se la camerata era tutto a posto, è vero? Scusa, stupida. Bel camicione, però. Mi tratta bene l'esercito americano. Che cos'è, mussola? Maresciallo, io vi ordino che le mie camerate siano off limits per i vostri uomini. Va bene, Se avverranno altri incidenti, io ritengo voi come responsabile. va bene. Sapete che cosa ho fatto io con 10 uomini nel 52? Immagino il 48. Cosa? No, dico, cose negre, balletti rosa, robe da matti. No, erano militari, hanno disobbedito a me e li ho mandati tutti in Corea. Ah, sanguinaria, Dracula, vampira. Anzi, vampirona. Figlio mio, quanto stai bene in divisa? E perché? Vestito da cuoco non ti piace? Sì, sta bene, ma la divisa è un'altra cosa. È bella assai, guarda come lo sfina, è bella. Che cosa fa? Si rimette il rossetto? Ma certo, caro, sono sazia. Non pretenderà mica che mangi ancora. Oh no, ma perlomeno mi potrebbe dare un bacetto. Un bacetto? Ma cosa dice? Non le sembra di avermi compromessa abbastanza? Compromessa? Eh già, non sono stata mai tanto tempo sola in una stanza con un uomo e senza cappello. Ma se non ha fatto nulla di compromettente, vuole bere? No, no, non ci casco, no. Lei vuol farmi bere per farmi ubriacare, così perdo la testa e dopo può approfittarne. No, no. No, guardi, io volevo darle dello champagne che le aiuta la digestione. Oh. Cos'è, lo stomaco? No, c'è un uomo nella stanza. Claudio, Sei tu? dai, Che c'è? ma ritirate, suonate da un pezzo, dobbiamo rientrare. Ma va, te ne rientreremo dal solito buco. Vabbè. Dove va? Sono perduta. Un uomo mi ha visto qui sola con lei. Ma no, quello non l'ha Ma vista. sì che m'ha vista. Ma no, le dico, quello è cieco. Davvero, cieco. Bugiardo. Ho visto, sa che aveva la divisa da pilota. Sì, va bene, ma lei non ha mai sentito parlare di volo cieco. Ecco, quello è un asso del volo cieco. Non si esce per nessuna ragione. Resisti, domani, vai. Vai! No passaran, ostrega. Niente da fare, qui siamo prigionieri. Hai portato lo scalpello? Eccolo qua. Tieni forte, eh? Forza, forza.
Ehi, Dolfo, vieni qui. Piano. Fatemi vedere prima a me. Non si vede niente. Mamma mia! Quanto è bella! Mi sembra un sogno, siamo in Italia. E in mezzo agli italiani. Oh sì, ma così distanti da noi da non poterci scambiare nemmeno uno sguardo. Abbiamo centrato una ragazza che fa la ginnastica. Venite a vedere. Qui, venite. Ehi, Piano, non spingi. È contorsionista. Andiamo a vedere dall'altra parte. Non ti vergogni. No, perché? Che fai? Non sei più un acrobata, sei un soldato ora. Già, sono un soldato ora. Oh, Giulia piange. Oh, un soldato che piange. Giulia, che hai? Ha successo qualcosa? È a Napoli. Ma chi? Morris, lui sta a pochi chilometri da me e io non posso uscire. Morris, ma chi? Il ballerino del Mocambo? Lavoravate insieme voi due? Di un po', lo ami ancora? Credo proprio di sì. Ogni volta che penso a lui io sento come una musica. What? Sento come un suono di violino. Allora sei spacciata, non ti è passata ancora. Come on, tutti a letto. E che nessuno esca. Siamo in mezzo al pericolo. Agli italiani. Ma sono poi tanto pericolosi questi italiani? Pericolosi? Pericolosissimi! Lo so bene io che ho fatto la campagna del 43 in Italia. Però, che campagna interessante. Che vi accanta da fare? Andate a vedere voi. Lo spettacolo è finito. Ragazzi, che c'è? Formidabile! Andiamo, va presto. Noi invece che nell'aviazione ci dovevamo arruolare nei Marines. Vorrei sapere chi è quel disgraziato che ha chiuso. Vieni, passiamo dalla finestra. Sì. In Italia anche i sogni sono sexy. Ciao, sogno mio. Io mi chiamo Maggie, tu? Io mi chiamo Claudio. Buonasera. Buonasera. Come sta usted? Bene, bene. Nombre. Mamma mia. Men! Invasione! Cosa succede? Siete diventati matti voi altri? Via, tutti nelle vostre camerate! Famelici che non siete altro! Ma dico, mi volete rovinare? Volete mandarmi sotto processo? Via! Bravissimo, anche voi! Grazie, signora capitana. Come vede, con una parola ho sistemato tutto, è vero. D'altra parte, certe ricognizioni bisogna anche capirle. Sono giovani, sono italiani, soprattutto. Anche voi, italiano! Appunto dico che io sono italiano. State zitto! Solo attenti! Vergogna! Ma veramente io? Non ci sono scuse, dopo quello che è successo la dovrei punire, prendere severi provvedimenti. Ma signor comandante, lei deve capire, il fuoco vicino alla dinamite, vero? Cosa? Hanno tentato di far saltare anche il deposito di Ma munizioni? no, dico così per dire, linguaggio sotto metafora. Sa, volevo dire che sono ragazzi giovani. In fondo bisogna capirli alla loro età. Alla loro età io ero già picchiatello.
Ah, si vede, signor comandante, anche lei è stato giovane, testa matta, picchiatello un po'. Cosa ha capito? I picchiatelli erano degli apparecchi che si buttavano in picchiata sul bersaglio. Sì, lo so. Non avevamo certo il tempo di correre presso le donne come fa lei, Piombino. Beh, veramente proprio Piombino, è vero? Sì, Piombino, anche se con gli altri si dà le arie di pilota navigato. Chi, io? Non neghi la notte. Che ne dice Altieri? La mano sull'elica. Beh, insomma, veramente quella è una sciocchezzuola, signor comandante. In fin dei conti io non sono pilota, ma la domanda per il lancio col paracadute l'ho fatta. 10 anni fa, e poi era obbligatoria. Noi qui a lavorare e quelli a divertirsi. Quanto tempo manca? 4 ore al massimo. Grazie. Prego. Chi è responsabile qui? Sono io, signorina. Well, Posso esserle utile in qualche cosa? certamente. Vorrei sapere l'ora, il minuto, il secondo esatto in cui questo aereo sarà pronto per la partenza. Ma questa è no americana, questa è tedesca. Bravo, giovanotto. Infatti io ho fatto la campagna di Germania e tutti i tedeschi fuggivano davanti a me. Lo credo bene. Ehi, lavativi, lavorare! Ma insomma, volete proprio la mia fine? Lo sapete che se non se ne vanno queste scocciatrici? Scusi, presenti, si intende, signorina? Cioè, signor capitano, non è vero? Insomma, si può sapere, prego, in quanto tempo sarà pronto quest'aereo? Subito, capitano. Dico, quanto tempo ci vuole ancora per mandare via questo arnese qua? 3 o 4 ore. Ecco, 3, 4 ore, insomma. Molto italiano. Niente precisione, niente puntualità. Noi invece al Pentagono... oh. Guardate che sono scattate, se non mi mettete a posto questo affare qua, io vi denuncio al Pentagono, sapete? Dove volevo dire, vi denuncio al Tribunale militare. Perché dico, non so se ve ne sarete accorti, ma io sono un duro, è vero. Mica per niente sono stati nei picchiatelli. Guardate che vi degrado. Ma se sono avviene semplici. E io prima vi promuovo e poi vi degrado. Oh! 4 ore. All right, ancora 4 ore. Ok, goodbye, Charlie. So long, Joe. 4 ore, 4 whisky. Dammi il primo, amico. Ecco, un sistema per allontanare il pericolo ce l'avrei, signor comandante. Sa, quelle ragazze sono capaci anche di ricorrere alla NATO, è vero. Lo dico per lei, sa, per i suoi gradi. Io, se permette, le darei un consiglio. Non per niente sono il maresciallo la notte e, come lei sa, la notte porta consiglio, è vero. Come si permette di dare dei consigli a me? Lei mi ricorda un tipo, uno che ho conosciuto durante la crociera. Lo so, lei ha fatto una bella vita. Crociere, panfili, yacht. Ma cosa ha capito? La crociera atlantica. E quale sarebbe questo consiglio? Ecco, signor comandante, io manderei tutti gli uomini, dico tutti, nessuno escluso, a fare una bella esercitazione sul campo. Sì, questo consiglio mi piace. Ha visto? Una bella esercitazione, magari con un lancio di paracadutisti. Benissimo. Il vostro comportamento con gli italiani è stato troppo confidenziale. La vostra permanenza su questo campo è pericolosissima. Quindi usciremo. Bene, allora visiteremo Napoli! Silenzio! Mettersi in tenuti di campagna. Escursione militare in questa zona che le carte italiane chiamano zona B. Zona a cavallo del fiume. Well, come on, andate a prepararvi. Ma che fa? E mi ringrazio San Gennaro che sei nipote del capitano Croce, altrimenti ti avrei cacciato da un pezzo. Ti piace questo posto dove non si fanno né marce, né esercitazioni, né assoluto riposo, sì? Attenti! Disertori imboscati, cosa fate ancora qui? Via, alle esercitazioni che è già suonata la donata. E lo spaccio? Lo spaccio lo chiudi e apri invece il paracadute con il quale ti devi buttare. Ma noi siamo addetti ai generi di conforto. Ecco, è lì sull'aereo che conforterai i tuoi compagni. Amico, altro whisky. Questo ci marcia, orologio sono ogni 5 minuti. Mi dispiace, lo spaccio chiude. Close, paesà. Tu sei sempre giapponese cattivo, non mi può far bere. No, io no, ma gli ordini sono ordini, capirà. Insomma, a Napoli può trovare al porto del whisky buonissimo, autentico scotch. A Napoli. Vai a Napoli, paesà, vai a Napoli. Andiamo? Scusi maresciallo, anche io devo buttarmi col paracadute. Ma certo, cosa sei più bello degli altri tu? E questo sarebbe il posto di assoluto riposo. Chi è? Sono io, Irma, buongiorno. Felice giornata, tesoro. Come va? Sto mica a chiamarmi tesoro, sai, svergognato. Hai il coraggio di rivolgermi la parola dopo quel cancan che hai combinato ieri sera, porco. Ha parlato Irma la dolce, ha parlato. In fondo sono il tuo maritino affezionato, è vero, è un pochino anche succube, se vogliamo.
E poi sono stanco, affaticato, ho passato tutta la notte in bianco. E lo dici pure? Lo credo che sei stanco, capirai? Mi tradisci con un intero corpo di spedizione? Lo diceva ben la mia mamma. Non lo sposare che si chiama Valentino come il Rodolfo. Povera mamma. Hai detto povera mamma? Allora hai avuto notizie fresche, vero? Sì, dico, è avvenuto il lieto evento. Ehi, insomma, volevo dire, è salita in cielo la poveretta, Mostro. Sei un mostro. Ma non ti permetto mica di parlare così di quella santa donna, sai? Oh, mamma mia, oddio che spavento! Ma sei te? O sei un criminale? Ho ben capito, sai la tua tecnica. È quella dei diabolici. Mi vuoi far morire di crepacuore. Ma no, Irma, non ti capio. Questa è una trasformazione per lo spettacolo di questa sera. Darò del filo da torcere ai signori piloti. Farò la più perfetta imitazione del ponte sul fiume Quai. Pegno! Criminale, a scalzone. Oh, scusi, ci deve essere un'interferenza. Io cercavo il maresciallo la notte. Sono io, signor comandante. Mi scusi tanto. Sono io, signor comandante. Sì, certo. Ah, tutti gli uomini sono pronti per andare all'esercitazione? Ah, certo, sono pronto anch'io. No, momento, come anch'io? No, io sono Piombino, maresciallo di governo, è vero? Sì, lo so, signor comandante, ma la domanda l'ho fatta 10 anni fa, quando era obbligatoria. È vero? Ah, vabbè. Beh, non, signor comandante. Beh, non, signor comandante. Sai quest'altra novità? Un'altra scusa per andare dalle tue donne? Ma questa volta non mi freghi mica, sai, venga anch'io. Ecco, lì ti porterei molto volentieri, proprio, molto volentieri ti porterei lì, molto. Vorrei sapere perché mi devo buttare. Io sono stato sempre un piombino. Ma che piombino? Piomboni. Maresciallo, voi siete superstiziosi. Ostrega, perché? È venerdì 13. Ecco, ci mancherebbe anche che un gatto nero attraversasse la strada e siamo a posto. Beh, ma si lo paracadute non si apre. Vai all'ufficio deposito a reclamare e te ne fai dare un altro. Silenzio, non fate gli spiritosi. Pronti per il lancio? Via. Vai. Pronti? Via. Pronti? Via. Pronti? Via. Via. Avanti. Via. Via. Avanti, no, avanti. Dai, Colardo, sai cos'è lo espresso del pericolo? Il senso del dovere. Prendi esempio da me, che sono stato nei picchiatelli modestamente, vero? Ti ho comandato la baracca e ho fatto parte anche di qualche crociera atlantica. Vai, coniglio! Avanti. No. Via! Avanti! Via! Ostrega, ci siamo alleggeriti di qualche quintale, vero? Avanti, tocca a te adesso. Tocca a te, avanti. Io? Sì. No, dico, dopo aver fatto la crociera atlantica, la baracca, vero? Mi pare che può bastare. Avanti, non fare storie. Su, avanti, via! Ma cosa c'è adesso? Porca miseria, ho dimenticato il mio Brill Trim. Avanti, muoviti! Via! Porca miseria! No, dico, con tutti i lanci contrassegnati sulla carta militare come zona B, zona a cavallo del fiume, io, maresciallo di governo Valentino la notte, non più Piombino, porco Giuda, dovevo piombare proprio qua in mezzo al fiume, porco cane!
Cosa? Le americane anche qua? Ah, ma è un'ossessione allora! Il mio uomo dovrà essere bello, alto, forte e intelligente. Sono sicura che una volta o l'altra il cielo me lo mangerà. Aiuto! Aiuto! Oh, just a moment! Americano! Presto! Jackie! Jackie! Tu non puoi essere tutti quanti! Un momento! Ecco! Scusi, mi dà una mano? Com'è che sta qui? Ben trovate. Presto. Sai, gli americani. Datemi la corda. Io sto qua. Più su. Eccomi, baby, arrivo! Bella. Aspettami, sto salendo da te! Più su. Eccomi! Mamma, t'ha fatto bene. Bene. Eccomi qui, baby. Attenzione, legalo forte! Sì! La cordicella. Ecco qua. Legami forte, legami forte. Che si casca. Forza, Ellis! Si casca Ecco muore. fatto! Brava! Adesso scendiamo! Viva l'America! Up! Tirate! Ora tirate la corda! Forza! Mi pare un salame. Ecco, baby, tutto a posto, adesso scendiamo! Viva l'America! Sì, baby, tranquillo! Eccoci qua! Stiamo scendendo, baby, stai tranquillo, tutto a posto! L'esercito della salvezza! Viva l'America! Fermo un po' te. Di ben so, come mai questi avieri non rientrano? Che ne so io? Ah no? E allora andiamo da Maometto. Da Maometto? E chi è sto Maometto? Il nuovo comandante? No, è mio marito, il maresciallo la notte. Non lo sai il proverbio? Se Maometto non va alla montagna va da Maometto. E lei sarebbe la montagna? Non ti preoccupare di che sono io, portami in zona di operazioni, Mi svelto. dispiace signora, ma non posso portare nessuno senza un ordine, non la posso portare. Senti mo, ma tu prendi ordini dal maresciallo la notte? Sì. Beh, lui comanda te, io comando lui, quindi io comando te. Cammina avanti, sta mica a perdere tempo, sai, muoviti. Andiamo. Orso Bruno chiama Orso Bianco, Orso Bruno chiama Orso Bianco. Tenente, contatto ottenuto. Lancio effettuato secondo i piani prestabiliti. Attendo nuovi ordini, passo. Qui Orso Bianco, Orso Bianca, Orso Bruno. L'aereo dell'americano è stato riparato, quindi Signor voi... comandante, Un momento, che c'è? è successa una cosa terribile. All'aereo. No, al pilota americano, è in delirio. Dice di avere solamente bevuto un sorso di whisky scosese comprato a Napoli al porto. E allora? Prima che si riprenda ci vorranno parecchie ore. Abbiamo fatto l'analisi del whisky, ecco qui. Benzina, dentifricio, trementina, alcol denaturato. Qui Orso Bianco, Orso Bruno. Le nuove istruzioni sono di perdere tempo. Pausa, sosta, quello che volete. Quello che vogliamo. Sì, purché gli avieri rientrino il più tardi possibile. Passo e chiudo. E ora che facciamo? Non hai sentito? Sosta, pausa, fa quello che vuoi. To. Pronto? Maggie chiama Rebecca, sono in osservazione. Nessuna novità. Maggie. Claudio chiama Maggie. Claudio! Qui Maggie, ricevuto. Sei il mio sogno di questa notte. E tu sei il mio amore. Non ti ho dimenticata, sai. Nemmeno io, tesoro. Ma questa è la piccola posta. Come faccio a trovarti? Chissà come sarai lontana. Sono a 40 gradi latitudine nord e 120 longitudine ovest. Ma allora dove sono io? Maggie! Dove sei? Maggie, sono quassù! Claudio! Maggie, aspettami, ti raggiungo! Da che i miei occhi ti videro, solo una cosa desidero, ma questa cosa dipende da te. Tu sei d'accordo con me?
partir con te e andare lontano, lontano nel mondo dei sogni, dove tutto è favola. Partir con te, restare vicini, vicini per tutta la vita e sognare insieme, amici del sole, del cielo, del mare, su tutte le strade, un bacio scambiar, partir con te e andare lontano, lontano nel mondo dei sogni. Ma qui non siamo sintonizzati col campo, c'è un contatto. Questo è il Festival di Sanremo. Andar con te lontano, amici del sole, del cielo, del mare, su tutte le strade, un bacio scambiato. Vedi, cara, come sale va bene, ci devi mettere un po' di pepe. Hai capito? Di pimiento. Querido, me gusta. Quanto sei bello. Me gusti perché sei grasso. Tanto grasso. Andar con te lontano, lontano, lontano. Andar con te lontano. La tuta è asciutta. Grazie tante. Oh, shocking! Ma cosa succede qua? È una vergogna! Adunata! Adunata! Maresciallo la notte! Ma questa non è più un'esercitazione, è un picnic! Ma insomma ci vuole un po' di pazienza. In fondo le sue americane ci stanno, è vero. Capirà, è primavera e i tenui raggi primaverili riscaldano, come dire, i cuori, gli animi. Boh, scusa puerile, non esiste primavera per militari. E voi dovreste saperlo, un graduato. Però, un bel graduato. Oh, beh. Alto, forte. E avete belli capelli neri. Grazie. E anche belli occhietti. Sapete che non siete brutta? Beh, anche lei, niente male, vero? Tutto a posto? Oh, ma che dite, seduttore, che dite? Io non sono mica come queste ragazze. Guardatele, non hanno nessun pudore. Queste svergognate approfittano della primavera per farsi baciare. Rebecca. Valentina, io non sono così. Io non posso baciarti. Valentina, il dovere. Sì, il dovere, un pochino anche mia moglie. Ma insomma, baciamoci lo stesso, via. Rebby, che bacio che mi hai dato, ancora subito. Non interporre tempo in mezzo, baciami ancora, ti prego. Sono qua, tutto per te. Ancora, così mi piace. Che mi schiaffeggi, così sadica ti voglio. Sempre di più ostrega. Ma no, le tue sadiche, ai! Sognato, schifoso, puzzone, maiale, porco. Ti ho ben visto, sai, nudo, in mezzo alle donne. E dobbiamo pur salvare la faccia con le americane, vero? Ai! Basta, ti prego. La salvo io la faccia. Basta, non mi picchiare. Prego, basta. Ai! Io lo sapevo che lui stava a Napoli. A mezz'ora da qui, capite? Morris alloggia al Residence. E perché non lo raggiungi? No, ma come faccio con quella che ci sorveglia, che non ci fa mai uscire? Se il mio amore fosse qui vicino, saprei bene come fare a raggiungerlo. Ci vuole altro tè? Io. Cara, invece di prendere questa schifezza, perché non ti fai preparare da me una bella pizza alla napoletana? Sì, mi piacerebbe molto, Edoardo. Bravi, siamo arrivati a questo punto. Vi chiamate già per nome. Voi, fuori! Via! Oh, questi italiani.
Caro maresciallo, la notte sa cosa le dico? Io le farò vedere i sorci verdi. Ah, complimenti, signor comandante. Lei è stato anche nella celebre squadriglia dei sorci verdi? Ma no, ma cosa ha capito? Io le farò vedere i sorci verdi, farò cose da pazzi. Si capiterà anche soltanto un piccolo incidente alle nostre ospiti prima che siano partite. Beh, allora, se mi permette, signor comandante, io avrei un altro dei miei modesti consigli. Ah, così questo Leonardo da Vinci dell'aviazione ne ha pensata un'altra delle sue. Bene, sentiamo. Manderei tutti in libera uscita. Ah, bella trovata. Ah, non è tutta qui la trovata, signor comandante. Allora? Scusi, mi lasci finire. Volevo dire, manderei tutti in libera uscita, obbligatoria, anche i consegnati. Ragazzi, parliamoci chiaro. Se credete di fare i lavativi con me, vi sbagliate di grosso. Sbulinati che non siete altro. Dovete uscire tutti, chiaro? Puliti, lavati e stirati. A posto qua. A posto. Signor maresciallo, io ho perso la cravatta. E io te l'ho ritrovata. Eccola qua, mettila. Tu giù il colletto e dentro la cravatta. Maresciallo, io non posso uscire, ho la barba. Cosa vuoi avere la barba in plume e vai al tuo posto? Cintura, cravatta. Cos'è questa roba qui fuori? Maresciallo, una vera disdetta, ho le scarpe sporche. Oh, una vera disdetta? Perché io c'ho il fazzoletto e ti do una nettatina. Ecco qua. E l'altra te la netti tu e buonanotte. Tu dovresti andare dentro e invece vai fuori, vero? Maresciallo, a me mi fanno male i Ma denti. cosa cammini tu? Coi molari? Cammini coi piedi, non coi denti. Maresciallo, mi manca la stelletta. E in tasca abbiamo tutto noi marescialli di governo. Anche le stellette per te, così vai fuori. Ecco fatto, bravo. Maresciallo, io non posso uscire. Ah no? Perché? Qui non si deve non poter uscire. Qui si esce tutti. E che esco a fare se non c'è una lira? Tieni. 1000 lire. E che ci faccio con 1000 lire? Hai ragione, cosa te ne fai di 1000 lire? Vai, fai senso. Vedi, maresciallo, io non posso uscire perché ho i capelli lunghi. Capelli lunghi, Ugo, coiffeur pour dame, che tu hai anche un pochino la faccia, vero? Non so se mi spiego. Attenti! Fianco destra! Via, corsa! Corsi, corsi! Beh, dico, dove andate voi conciati in quella maniera lì? Non potete mica uscire, vero, purtroppo? Maresciallo, noi dobbiamo uscire, vogliamo uscire. Perché? Cos'è successo? Il paracaduto, quella era la prima volta. Piombini siete, pappe molli, prendete esempio da me, guardate qua, agile, elastico. Non per niente io ero nei sorci verdi, è vero. Sapete al manco cosa sono i sorci verdi? I sorci col mal di fede. Ma vai, dove vai? Andate in infermeria, molluschi, e rimanete lì piantonati fino a nuovo ordine, via. Cosa c'hai da ridere tu, mascarpone? Ecco, così va benissimo. Stai attenta, non tagliarmene troppi, Ma sì, ma lo sai che stai bene? Basta che la capitana non se ne accorga. Stai tranquilla, ci pensiamo noi. Su, presto. Un momento. Aspetta. Ah, il rossetto. Sì. Mi raccomando, fai attenzione. Sì. Il berretto. Va bene, sì, bene. Mi raccomando, torna presto e fai attenzione. Sì, ciao. E guarda il mare anche per noi. Japanese! Japanese! Allora mi raccomando, voi tre. Riposo assoluto, eh? Japanese! Ehi tu, mezza cartuccia, cosa fai ancora qua dentro? Via, libera uscita, muoversi! Una volta in aviazione certi tipi non li prendevano. Sì, la mia è un po' scura, però quanto è bella. Ma te la godevi se non c'ero io che inventavo il trucco della testa e del braccio rotto. Oh, venite un po' qua. Rita Howard, Wendy Michaels, Jackie Price, Susan Harris, Teresa Starr, Cheryl Sharp, Colin White. Questo appello proprio non ci voleva. Se ne accorgerà certamente. Se scopre che Giulia manca sarà un bel guaio per lei. Ma questa chi è? John Taylor, Lucille Tanner. Ma è Dolfo! Paula Oh, baby, è il cielo che ti ha mandato. Vieni. Bebita Garcia. Yeah? Maggie Menderson. Yeah? Alice Carter. Yeah?
Julia Wheeler. Julia Wheeler. Ho capito. Jenny Zimmerman, Yeah. Gloria Weber. Yeah? Well, very well. Allora noi andremo sul campo a fare un po' di ginnastica. Fa molto bene lo sport. Preparatevi subito. Attenti! Rompete le righe. March! Vieni, baby, nasconditi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Basta, io non ce la faccio più. Ma te ne vuoi proprio andare? Sì. Ci vuoi lasciare nei guai? Io voglio cambiare sesso. Oh, baby, non puoi andartene, baby. 4, 5. Ti saluto. E ora come si fa? 3, 4, 5. 1, Non rimane che una cosa da fare. Andrò a cercare Giulia. 1, 2, 3. Desideri? È qui Mr. Morris Bloom? Signor Blum è qui e non è qui, è fuori casa. Se vuoi attenderlo, accomodati. Grazie. Sei felice, eh? Sei contento, sei allegro. Tutti sono in libera uscita e tu sei padrone del campo. Questo campo pieno zeppo di americane, dove ti butti caschi bene. Per forza che fischi. c'ho Oh, proprio ma voglia. mica la commedia, sai. Sono tutti fuori. E anche il malessere del pilota mi sa tanto che è il frutto di qualche tuo diabolico stratagemma. Ma cosa c'entro io? Cosa c'entro io, dico? Il whisky l'ha comprato a Napoli. E tu l'hai avvelenato, non ti conoscessi. Sì, c'è una sola persona che avrei voluto avvelenare. E sai chi è? Vuoi che te lo dica? Isabella. Chi è questa Isabella? La tua amante, confessa! Ma che mia amante Isabella di Spagna, non conosci neanche la storia? Se quella incosciente non dava le 3 caravelle a quell'altro girandolone di Cristoforo Colombo col cavoletto che ti scopriva l'America. E in questo momento io, maresciallo la notte, starei quieto, tranquillo. Eccolo. Va che la sai lunga. Pronto, maresciallo la notte, comandi? Ah, il tenente Altieri. Insomma, questa tendente me lo manda sì o no? Mi scusi tanto, ma capirà, con tutto questo caos mi sono dimenticato. Va bene, glielo cerco e glielo mando subito. Agli ordini, signor tenente. Tutte le scuse sono buone per andare in giro. Anche questo telefonato del tenente non mi sconfispera mica tanto, eh. Va là. Oh, Morris, amore. Tesoro, Sei in ritardo. Dove sei stato? avevo un appuntamento con un giornalista per un servizio. Giovanotto non se la prenda. Non può pretendere, perché vi siete guardati appena, che quella ragazza le sia fedele, eh? E poi il signor Morris ci sta assieme da tanto tempo. Sia uomo, ragazzo mio. Bisogna ridere, non piangere. La vita è bella e finché c'è vita c'è speranza. Speranza è ultima dea. E c'è un tenente, non si faccia vedere così. Javiere, che stai facendo qui? Ti pare questo l'atteggiamento da tenere in pubblico? Come ti chiami? Adolfo Paniconi. Tu sei il mio attendente. Ci ne hai messo per arrivare. Avanti, portami su questa roba. Avanti, muoviti. Adesso chiama un porteur? Ma che porter? Non ti vergogni, piombino, che ti danno da mangiare al campo. Forza sulle spalle e al terzo piano. Coraggio, giovanotto, coraggio. Ehi, cosa fate voi là? Parlo anche con te, sai? Cosa c'è? Notevole, ah? Disgraziato, cosa fai vestito così in abiti guglielmi? Parla, sai, questa volta ti faccio fucilare e poi ti mando a gaeta. Parla, non è il momento di tartagliare. È scappata una ragazza con la mia divisa. Cosa? È
scappata una ragazza. Lo sai chi fanno fucilare questa volta? Me, il maresciallo di governo la notte. Cosa fai lì? Beh, me ne posso ir. Non vestito così, non lo vedi che si abiti femminili? Deficiente, mettiti addosso qualche cosa, disgraziato. Vado in libera uscita. Ma che libera uscita? Devi andare a Napoli dal tenente Altieri, hai capito? Resi la spalla, muoviti o ti carbonizzo. E se non ce lo trovo? Lo aspetti, e intanto ti alleni a suonare il piffero. Vai. È pronta la camicia? Bene, tu non dovevi fare l'aviere, dovevi mettere su una stileria. Che facevi da borghese? Ah già, me l'hanno detto, tu sei Paniconi, l'aviere che non parla e prende le punizioni. Per forza, con questa zazzera. Ma domani ci penso io, ti faccio la pari a zero. Con me cambierai. Ti insegnerò a filare dritto. Ah, senti, quando hai finito metti a posto il baule, Porta un vestito chic con aria molto snob, sofisticata per quell'età, ma è bella e lei lo sa. Guardatela ma non toccatela, guardatela ma non sciupatela. È fragile, 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 ma qualche volta si lascia baciare. Seguitela ma non seccatela, seguitela ma non fermatela. È frigida, 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 ma qualche volta le piace baciare. Beh, non hai mai visto un uomo in mutande? Io so soltanto che studia canto, che va di qua, che va di là e a scuola non va. Guardatela ma non toccatela, guardatela ma non sciupatela. È fragile, 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 ma qualche volta si lascia baciare, qualche volta si lascia baciare. Ti piacciono le donne, eh? Giulia Vera, l'ho vista al Mocambo a New York e non l'ho più dimenticata. La riconoscerei fra tutte le donne del mondo. Caro Paniconi, tu non puoi capire. Questa donna non è per te e purtroppo neanche per me. Charleston, please, non si può rimandare la partenza. È impossibile. Guarito, io posso partire. Please, Joe, tu essere gentile, altrimenti mettere nei guai me and Lady Capitan. Are you Japanese? Oh, ma è fissato. Io sono di Vicenza, del Veneto, Venezia Uganea. Via, Joe, sì, buono. Stai qui al bar tranquillo e intanto io e la signorina andiamo a Residence Palace dove c'è la ragazza col moroso. Ma non è una ragazza scappata, sono due. Va bene, intanto ne troviamo una, poi vicino ci sarà l'altra. Prego, 3 ore di tempo, 3 ore solo. 3 ore. 3 whiskies. Oh, goodbye. Senta, non sarebbe meglio aspettare che ritornino? In fondo io qui sono necessario, devo fare lo spettacolo. State zitto, non posso ripartire dall'Italia con 2 ragazze di meno. Ma insomma cos'è? 2 ragazze, una perdita del 10%, Demo. Non li perda di vista, svelto, svelto, svelto. Scusate, signor, ma non è pericoloso pedinare un militare? Pericolosissimo, ma per lui. Mi scusi, il signor Morris. Il signor Morris, camera 318, terzo piano. Scusa. E che oggi, la giornata dell'aria, che cosa vuoi? Vuoi domandare al lieutenant Altieri se tiene bisogno di Dolfo Paniconi? Paniconi? Sì. Ma l'aviere Paniconi è già arrivato. Io sono già arrivato. Come io sono arrivato? Lui è arrivato, l'ho visto io, si chiamava così, è andato su con il tenente. E allora io che faccio? E che ne so, non sono mica addetto ai movimenti di truppa. Fai un po' quello che ti pare. Scusa, posso andare a sedermi un poco? Ma naturale, vai, accomodati. Grazie. Avanti. Ma lei chi è? Che cosa vuole? Mi scusi, sto cercando Giulia. Giulia? Qui non c'è nessuna Giulia, la prego, se Ah, non c'è! E questo? Impertinente. Ah, si vergogni! Se ne vada. Giulia, l'aereo deve partire, dobbiamo andare, Giulia! E questa chi è? È una ragazza, ha sbagliato stanza. Ah, e Giulia? Chi sarebbe? Ma sarà un'amica della signorina, cosa vuoi che ne sappia io? Ma è uscita per venire qui da lei. Oh, ma io non conosco nessuna Giulia, vada via. Baby! Che stai facendo qui? Sono Lupiffero. Allora è tempo da perdere. Dove vogliamo andare, baby?
veramente io tengo fame. Ma come? Non hai mangiato? Ti ho dato anche la mia orazione. E tengo ancora fame. Se i signori vogliono mangiare, il nostro ristorante di prim'ordine. Abbiamo tutte le specialità. Vol-vin, soufflé, pâté, omelette, coniglio alla cacciatora, no, colombo alla spiedo alla radeschi, cotoletta alla milanese, ratella alla magiara. No, io conosco un posto dove si mangia la pizza e si spende di meno. Ma certo, baby, andiamo dove vuoi tu. La pizza. Baby, io ho sempre sognato di mangiare la pizza a Da Napoli. che sta parte che andiamo da un mio amico? Oh, well. Scusi per cortesia. Ah, vi ho ben scoperto! Adulterio, flagrante adulterio! Adulterio, che paroloni, Ho via. ben capito dove porti le tue donne, svergognato d'una sporcazione in questo lurido albergo! Ma signora! Zitta te, Popea! Signora, questo è un albergo rispettabile, è il migliore d'Europa. Ma zitto anche lei, paraninfo! Ma cara, usignolo, scricchiolo, pettiroso mio, un demo. Ti pare possibile che possa tradirti con un aracchione come quella lì? Scusi, sa, signor capitano, andiamo, non lo vedi? È un pezzo di legno sgraziata. Poi le estere non mi piacciono, lo sai. Scusi, sa, signor capitano. Basta, torno dalla mia mammina. Questa volta avrai notizie dai miei avvocati. Ma Irma, fosse vero. Excuse me, Non ha mica visto per caso due ausiliarie, no? No, ne ho viste solo una. ma dovevano essere due. No, signora, una sola. Cioè, non era sola. È uscita proprio adesso con un aviere. Ma che aviere, scusi? Boh, un aviere che suonava... Il piffero! Paniconi maledetto, ma lo prenderò vivo o morto. E dove è andato? Dove è andato? A mangiare in un altro ristorante. Andiamo. E andiamo, ma dove andiamo, capitana? Semplice, andiamo a cercare in tutti i ristoranti di Napoli. Ma a Napoli ci sono più ristoranti che napoletani e poi io devo andare allo spettacolo, via. Maresciallo la notte. Andiamo, capitano. A Teddy? A Vadì? Marci. Vieni, mi avranno piacere di conoscerti, se no che fidanzati siamo. Andiamo, Ma su. io- Ma io che cosa? Vedrai che piacere che ne avranno, su. Ma no. Vieni con me. No, ma perché fai così? Cara, questo è mio fratello un po' deficiente. Mamma? Papà? Buonasera. Mamma e papà, vi presento la signorina Bebita, la mia fidanzata. Piacere. Che bella figliola. Un po' bruna, Sì, chiamala Bruna tu. È un poco scura. Ma no, la ragazza mi piace. Fai sentire a mamma qualche cosa nella tua lingua, sì? Estoy incantata di aver conosciuto la madre di Edoardo tan simpatica. Avete sentito, no? Parla quasi come noi. Come noi, è vero. Che odore! E mangia come noi. Allora accomodatevi. Sì, vieni, vieni. Oggi siete capitato proprio bene. Vermicelli a vongole. Una specialità. Dove mi porti? Di là, a vedere Napoli. Ma se l'abbiamo vista fino adesso, e poi da quella parte. C'è un salottino che ha una finestra da cui si vede tutto il porto. C'è anche la musica. Sì, sì, vieni, andiamo. Pomodoro, che adesso va... Dolfo, Alice, Dolfo, come mai siete qui? ma che fai? Mi ci ha portato Baby, dice che si mangia molto bene, ma ancora non è pronto. Prontissimo, spaghetti al dente, venite di là, mangiamo tutti assieme. venite a mangiare anche voi. Sì. Andiamo, sogno. Ho sempre desiderato provare spaghetti alla napolitana con pumarola in coppa. Si dice così, vero? Lasciatemi parlare. Io volevo dire... Ho detto, Dolfo, che arrivano gli spaghetti. Ma la... vieni qua, Però, sei proprio una brava donnina di casa. Così basta, va, prendi la bustina. La bustina, si va in caserma, no? Non voglio certo mancare allo spettacolo. Sono curioso di vedere come andrà a finire fra piombini e piloti. Come sono? Edoardo, buono. un paio di forbici. Sì, e Pino, le forbici. Ma che deve fare quel forbice? Mamma, e che ne so io, mi ha chiesto le forbici. Ecco. Dalle a lei, dalle a lei. Grazie. No, no. Ma nemmeno gli spaghetti li ha imparato a mangiare la fidanzata tua. Bebita, non si fa così, guarda me. Si gira, si gira, si gira. Ecco qua. Bevo alla prima forchettata di spaghetti che mangia la futura signora Capuana. Viva! La signora. Salve. Chi è questa donna? Io? È un compagno di camerata. Ho capito. Il tuo amore era sciapo come un brodo vegetale. Addio. Scusate l'indiscrezione, ma questi spaghetti sono alle vongole? Sì, alle vongole.
Prezzemolo e basilico. No, basilico no. Prezzemolo e pomodoro fresco. Volete favorire? Quasi quasi ci sono un disturbo. No, quasi. Ne abbiamo trovate di tutti i colori, di rosse, di brune, di nere, di bionde. Ma quel disgraziato di Paniconi col piffero che lo troviamo. Come on, let's go, let's go. 35 ristoranti abbiamo già visitato. Maresciallo, io una mezza idea ce l'avrei. E allora parla, si è augurato. Ecco, quando noi vogliamo mangiare bene, andiamo sempre alla pensione del caporale Capuana. Non ci avevo pensato, pensione Miragolfo. Va, via! Pensione Miragolfo, muoversi. Eccoci qua, bravissimi, spaghetti per tutti qua. Non ne vuoi tu? Le piacciono, eh? Tanto! Ecco tanto! Fermi tutti! Ah, vi ho pescato finalmente, Luculli! Enrico Ottavi! Whisky con Soviglia! In piedi anche voi, Pelandroni! Cosa vi dicevo? Erano qui tranquilli a mangiare. A mangiare spaghetti. Alla napoletana. Con le vongole. Col prezzemolo. Senza basilico. E magari anche col pomodoro fresco sopra. Cosa ne dice? Sì, certo, è vero. Beh, io dico che sarebbe il caso di accertarsi a assaggiare il rancio della truppa. Giusto. Maresciallo, non faccia complimenti, venga qui con noi. Porca miseria, che spaghettata! Oh, e quanto a te, Paniconi, dopo facciamo i conti, è vero. Tu stai qua a fare i banchetti, simposi, orgi, e invece c'è da pensare allo spettacolo. Lo spettacolo, Staria! Già, l'ho rivista. Ma è proprio questo che io volevo dire. Perché non hai parlato subito? Andiamo, sabotatori! Ed ora per i piloti il famoso jongler Angelo Piccinelli. Devo prepararmi subito per il mio numero e io la ricamerino. Andate, presto! Presto, maresciallo, prego. Facci ridere, eh? Ride bene che ride ultimo, caro collega pilota. Che ne dice, eh? Ma adesso vedrà, hanno un numero che spacca. Ah, sì? Sì. Una parodia d'eccezione. Il ponte sul fiume Quai. Maresciallo, hanno cominciato. Va bene, vai in scena tu intanto. Ma io che faccio? Vai avanti e indietro, intrattieni il pubblico. Tieni duro, vai, vai.
Questa volta sì, ma per vinta. Fermo, lasciami andare. Ma lasciami, fermola. You're my prisoner. Ma non mi hai riconosciuto? Io sono il maresciallo Lanotte di Vicenza Monteberico. You are Japanese, you're my prisoner. Lasciami. You're Japanese, you're my prisoner. Ti scongiuro, te prego, con andare in scena, con andare. Te prego, mi aspetta alle schiene. Oddio, questo spazio. Put up your hands. Come here, Nagasaki. You're my prisoner. Ma io Put up your hands. marito, You're not stasera gonna parenti, get away this io. time. Hey, where do you think you're going? Get that shit. Aveva ragione, è veramente un numero che spacca. Ancora per i piloti, ospite d'onore, Fred Buscaglione. Poveri piombini, adesso stanno freschi, ora li distruggiamo. Ehi, Freddy, tu bevi da morire, non pensi all'avvenire, ma chi te lo fa fa? Non sapete chi sono? No. Non sapete chi sono? No. Non sapete chi sono? No. Sono Freddy. Dal whisky facile. Son criticabile. Ma son fatto così. Non credete? Non sono un debole. M'han fatto abile. Poi la guerra finì. Se c'è una cosa che mi fa tanto male è l'acqua minerale. Miracolosa sarà, ma per piacere io non la posso bere, no, no. Perdonate se ho il whisky facile, son sempre amabile. Pur se bevo così, se, non mi correggo, non mi tentate, altre persone si son provate, scusate tanto, se ho il whisky facile. Ed ora la famosissima Piccola. T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, 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 così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, 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 così. Poi è nato il nostro folle amore, che ricordo ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, 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 così. Sono il maresciallo Lanotte. T'ho viziata, coccolata, latte, burro, marmellata, ma eri piccola, 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 così. Che cretino sono stato! Anche il gatto m'hai venduto! Ma eri piccola, 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 così. Tu fumavi 1000 sigarette? Io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, s'è squagliato, 4 schiaffi t'ho servito. Tu m'hai detto disgraziato, la pistola m'hai puntato a sé ed un colpo m'hai sparato. E spara. E spara. E spara!
pensare che eri piccola. Ma piccola, tanto piccola. Così. Ehi, Bamba, ma Stefano, quello è dei piloti. Sì, ma però Buscaglione è mio cugino! Bravo! Bravo! Ma che fai? Non qui? la faccio uscire. E sei un traditore, sei. Io penso all'onore della mia famiglia. Ma pensa anche all'onore dei piombini. Senti, i piloti stanno stravincendo. E che me ne importa a me? Ho detto no e no deve essere. Ciao, querido. Ciao, querido. Per i piombini, ecco a voi Pepita Garcia. Como me gusta, sí, como te gusto, pero me gusta más el cha-cha-cha. Cuando me besas, más besos te pido, mucho más, mucho más. Cuando me miras y cuando me tocas, ay, yo no sé lo que me pasa, no. Pero se sabe que siempre me gusta mucho más el cha-cha-cha. Yo no sé por qué, me gusta mucho más saber bailar. Ay, ay, ay. I piombini stanno riprendendo quota, eh? Ma lei può farli vincere? Io? L'ho sentita oggi cantare. Ha una bella voce. Ah, anche tu ce l'hai la voce, però. Tocas, ay, yo no sé lo que me pasa, no. Pero se sabe que siempre me gusta mucho más el cha-cha-cha. Applaudono tutti! Oh, ma questa è roba internazionale, sai. L'orchestra è pronta, ma come si fa? Chi canta? Ma canti lei, tenente. Ma sei pazzo? Io sono un ufficiale, un pilota, come faccio? Veramente, però, guarda, forse la maniera ci sarebbe. Avanti, non fare il cretino come al solito, vai in scena e fingi di cantare. Ma io non... Senti, lo devi fare, è un ordine. Vai. Giulia ha gli occhi di un angelo, un volto dolcissimo, ma non hai forse un cuore. Giulia, l'amore tuo fragile è un sogno bellissimo, ma è legato al dolore. Giulia, amarti e comprenderti mi è stato difficile, perché strana sei tu. Giulia, del mio amore non ridere, non sciupare così. Mi piace. Beh, non è male, chi è? Che avrò di te. Vogliamo andarci a complimentare con lui. Giulia, hai gli occhi di un angelo, un volto dolcissimo, ma non hai forse un cuore. Giulia, l'amore tuo fragile è un sogno bellissimo, ma è legato al dolore. Chi è quel ragazzo che canta così bene? Cioè, che cantava così bene. Giulia, del mio amore non ridere, non sciupare così il ricordo che avrò di te. Benvenuta! A giovinotto, fate una cura d'ormoni! I am not a man. Io non sono un uomo.
sono delle donne qui, cosa fai? Paniconi, io ti ordino di... Paniconi. Ma insomma, come te lo devo dire? Io sono il maresciallo di governo la notte. No, io Japanese. È Giulia Taylor. Il mio amore. E pensare che le ho fatto pulire le scarpe. Attento con questo gingillo. Ma ci sono le pallottole dentro, potrebbe essere pericoloso. Ah, Captain. Oh, a Japanese prisoner for you. Oh, yes, sir. Ecco, meno male. Fermo, non muovetevi. Ci risiamo. Oh, ma che succede qui? Copriti, svergognata, sei diventata pazza? Poi me la pagherete. Ma scusi, che colpa ne ho io se quella lì ha voglia di spogliarsi? Ci pensi lei a rivestirla, è vero? Che vergogna! È inaudito! Copriti, presto, copriti! Non avrei mai creduto in una cosa Che non credevo proprio. da tutti i militari. Che vergogna! Perbacco. Che vergogna! Andate via, via! Tornate subito in camerata! Bella, proprio bella. Capitano mio, che vistegone! Come hai detto, Lo scusa? dicevo, gamba lunga, sfilata, bella, proprio bella, ecco. Te la do io la biestecona! Guardatele ma non toccatele, guardatele ma non sciupatele, son fragili, 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 ma qualche volta si lascian baciare. Seguitele ma non fermatele, seguitele ma non fermatele. Scemo, ma che fai? E apri, no? Qualche volta si lascian baciare, intanto il caldo, che chiude il caldo, che van di qua, che van di là e a scuola non va. Guardatele ma non toccatele, guardatele ma non sciupatele, son fragili, 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 ma qualche volta si lascian baciare. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, boy. Arrivederci, auguri. Beh, tanto delle cose e arrivederci. Devi proprio partire. Tu, circolare, circolare. Me lo dai, Luca? Ciao, sogno. Oh, magari. Sai, anch'io sono un soldato. Cara capitana, io... Ciao. Potrei avere un distintivo del pilota? Ma senz'altro, maresciallo, un distintivo. Ma veramente io sono un piombino? Chi ha un distintivo? Chi ha un Ce l'ha il distintivo? maresciallo la notte nel taschino, l'ho visto io. Maresciallo, fuori. Subito, signor comandante. Ah, a proposito, te Paniconi, è arrivato il rapporto della ronda, è vero? Salutavi male, giravi senza bustina, avevi i capelli lunghi e piangevi dentro in un albergo. Ma io? Niente ma, Aviere Paniconi, sei consegnato fino al giorno del congedo. Ma io veramente? Niente, io sono un duro, io c'ho il pugno di ferro, è vero? Ma, vede, il comandante... Il comandante è un tenero invece, il comandante sì che è un po' come dire mascarpone, è vero? Mi scusi la notte, cosa significa mascarpone? Mascarpone sarebbe quel formaggio molle della Valtellina, quello un po' tenero. Mascarpone, insomma, ecco. Mi scusi, signor comandante, sai, io ho il difetto di parlare sempre un po' troppo di me perché sono un po' molle, un po' tenero, come dire. Sono io un mascarpone proprio. Va pure, Paniconi, sei condonato. Grazie. Ecco, vede, non sono mica capace. Lei invece sì che sarebbe capace anche di consegnarmi per 8 o magari anche per 10 giorni. Facciamo 15. Facciamo 10. 15. Non sono un mascarpone io.
Questa è una cannonata. E questa è un'altra cannonata. Ma la vera, formidabile cannonata è in arrivo ora. Ma che cannonata? Questo è un bombardamento bello e buono. E se permettete, vi presentiamo le bombe così, in ordine sparso. Cielo Alonso, Caprice Chantal, Johnny Dorelli, Lin Shaw, Vice Valori, Corrado Pani, Liana Orfei, Eddie Vessel, Raimondo Vianello, Fred Buscaglione e Bruce Cabot. Vi comunichiamo inoltre che il film si chiama Guardatele ma non toccatele, dopodiché lasciamo la parola a Ugo Tognazzi. Guardatele, ma non toccatele. Un avvertimento. Ah, ho anch'io un avvertimento. Questo è un film, speriamo, comico, perciò fatti e personaggi sono assolutamente irreali. È certo che se nei campi d'aviazione italiani accadesse ciò che accade in questa avventura musicale, vi dirò che forse invece di fare l'attore avrei fatto l'aviere anch'io. O forse no. Ah, nel film Vianello è un mio superiore esclusivamente perché è più alto di me. Io non posso baciarti, Valentino. Repi. Il dovere. Sì, il dovere, un pochino anche mia moglie. Ma insomma, baciamoci lo stesso, via. Che bacio che mi hai dato, ancora subito. Non interporre tempo in mezzo, baciami ancora, ti prego. Sono qua, tutto per te. Ancora, così mi piace. Che mi schiaffeggi, così sadica ti voglio. Sempre di più, ostrega. Ah no, adesso esageri, dai! Vergognato, schifoso, puzzone, maiale, porco! Criminale, mascalzone! Oh, scusi, ci deve essere un'interferenza. Io cercavo il maresciallo la notte. Invasione! Porca miseria! Guardatele ma non toccatele. Una commedia insolita dove le imprese belliche diventano sbellicanti, dove campagne eroiche finiscono in champagne, dove non cadono bombe, ma soprattutto bimbe. Oh, basta sai, con tutte queste balle mi hai fissacato, eh? Bella, proprio bella. Capitano mio, che vistegone aveva! Come hai detto, scusa? Ma dicevo, gamba lunga, sfilata, bella, proprio bella, ecco! Te la do io la bistecona! Ehi tu, mezza cartuccia, cosa fai ancora qua dentro? Via, libera uscita, muoversi, muoversi! Una volta in aviazione certi tipi non li prendevano. Me ne dai un altro? Certo. Mira si cuando me tocas, ay, yo no sé lo que me pasa, no. Pero se sabe que siempre me gusta mucho más el cha-cha-cha. Non mi correggo, non mi tentate. Altre persone si son provate. Scusate tanto se ho il whisky facile.